Il primo KO ha sancito già il primo verdetto in panchina, dunque la stagione ricomincia adesso, amici appassionati di calcio dilettantistico. Un saluto dal Salvatore Favazza di Terrasini per il commento di Borgetto Giardinello Cus Palermo per presenza in panchina al Cus Palermo. Intanto c'è anche il primo tiro della partita ed è una grande conclusione da parte di Mustacciolo. Cross sul primo palo, colpo di testa, miracolo di Versace, doppio intervento provvidenziale del portiere ex Città di Castellaccio e Partinica Audace. Città delle Ville, la Traoré, spesso in mezzo al campo, palla brillante per Gallo, va in mezzo, la conclusione da parte di Mormino, ma l'intervento di Versace ancora una volta provvidenziale. A differenza delle ultime uscite con Dino Marini in panchina col 4-3-3, è proprio Scafidi riconquista palla, c'è Rosone tutto solo, davanti la porta, Rosone non è riuscito ad impattare con la sfera. La presenza e 5 reti circa con questa maglia. Occhio intanto a questa azione del Cus, regolare per il guardalinee, davanti al portiere Gallo, se l'è divorato letteralmente davanti a Versace. Vi scuso, tutti dietro i ragazzi di Zappavigna. Randazzo, il cross per De Luca che prova a prolungare da Rosone, Fentonze esce bene e allora Carollo in verticale nello spazio per Gallo e ancora una volta ci deve mettere in questo caso i piedi Versace per tenere il risultato sullo 0-0. Primo tempo, sul secondo palo esce Versace con i pugni e poi Mormino, palo netto per il Cus e uomo a terra. Gioco da Aneli, va al cross con il destro, la palla passa, De Luca si coordina. Occhio a questa palla profonda, il colpo di testa sul quale deve intervenire Versace. Palla De Luca, viene anticipata Cincotta, è scappato il 9 del Cus, Viscoso salva, no, e arriva il gol da parte della formazione ospite, la rete firmata Mormino. Punizione calciata adesso che va sulla traversa, rimessa a Borgetto Giardinello, scrozzo, De Luca, zona tiro per Rosone, rientra sul suo destro, la piazza, Mortillaro, ma prima del corner, palla in mezzo e c'è il raddoppio della formazione di mister Zappavigna con Carollo. Sono 6 in tutta la sua esperienza con la compagine oggi in tenuta verde. Buona palla per Rosone di testa sul fondo. Giallo per Scafidi, arriva un rosso, espulso Scafidi, resta in 10 il Borgetto Giardinello. Cristian Longo, anticipato e arriva adesso il triplice fischio, è ufficiale, il secondo KO consecutivo in campionato del Borgetto Giardinello.